Il primo ospite di oggi è Andrea Foschini, funzionario tecnico di T2D, T2D azienda leader nel settore dei laterizi. Parliamo ovviamente di un settore, di un sistema costruttivo, definiamolo tradizionale, forse il più diffuso, che però negli ultimi anni ha saputo investire molto in ricerca e sviluppo e proporre sul mercato delle soluzioni innovative. Ecco, vorrei innanzitutto vedere, prima di presentare proprio la top solution che abbiamo selezionato, chiedere ad Andrea Foschini di presentarci brevemente chi è T2D e quali soluzioni recentemente ha lanciato sul mercato. Benvenuto Andrea. Ora, innanzitutto buongiorno a tutti, è un onore aprire questa giornata, ecco, diciamo. Allora, T2D è un marchio relativamente giovane, ma vanta dei marchi storici al suo interno. Siamo presenti su tutto il territorio grazie ai nostri stabilimenti che sono distribuiti sul centro-nord d'Italia, quindi se di base il laterizio è un sistema che è sempre stato venduto nelle zone limitrofe allo stabilimento, ad oggi effettivamente sia dalla diminuzione dei concorrenti, diciamo, dei nostri colleghi, sia dalla possibilità appunto di movimentazione, ma soprattutto dall'innovazione e dalla specializzazione su alcuni sistemi, questo ha portato una vendita pressoché su tutto il territorio italiano appunto dei nostri sistemi costruttivi che nascono anche in base alle caratteristiche e alle esigenze del cantiere, quindi abbiamo soluzioni di ogni tipo, di budget, di sito di realizzazione e di caratteristiche da rispettare. E quindi noi siamo produttori di sistemi costruttivi per pareti verticali e pareti orizzontali, laterizio di qualsiasi tipo, escluso il faccia vista, ecco abbiamo qualsiasi tipo di soluzione. E quelle sicuramente più interessanti che ci contraddistinguono sono, al di là dei muri portanti antisismici, quindi relativi alla sicurezza sismica, è sicuramente il TRIS, il cappotto laterizio, che è un blocco preassemblato che ci permette appunto di raggiungere le massime trasmittanze e appunto arrivare facilmente alle classificazioni energetiche più interessanti. Ecco, lo vediamo già forse anche qua in foto. Sì, proprio questo qui in Parlaci, foto. visto che, insomma parlare di isolamento associato agli edifici in ZEB, quindi un cappotto in laterizio, possiamo definirlo quasi l'elemento principe, no? Non possiamo parlare di una riqualificazione, una nuova costruzione senza pensare a un isolamento di quello che è l'involucro. Vorrei farti un pochino approfondire questa tecnologia e capire se può essere una tecnologia adatta proprio agli edifici in ZEB. Ti assegno il ruolo di relatore così puoi magari condividerci una breve presentazione. Sì? Eccoci qua, si vede? Mi confermi che si vede? Ti confermo che si vede, perfetto. Ok, ora come dicevo T2D è distribuito sul centro d'Italia e con questi sistemi più innovativi ci permette appunto di collocarci in cima alla classifica del maggior produttore appunto di questi sistemi sul territorio italiano. E il nostro incipit ovviamente è quello di realizzare case sicure, durevoli, confortevoli e sostenibili. E prendo magari il laser così riesco a indicare quello di cui parlo, ok? E come dicevo appunto abbiamo sviluppato gamme che rispondono a diversi tipi di caratteristiche, diverse casistiche appunto che ci ritroviamo all'interno del progetto o dell'edificio in sé. Quindi dal punto di vista del rispetto delle caratteristiche acustiche della parete abbiamo sviluppato una linea proprio dedicata al divisore di unità abitative dove appunto si va a cercare un potere fonoisolante adatto e rispettante dei requisiti normativi. L'Ecopor, quindi diciamo relativo all'edilizia sostenibile. La muratura armata, appunto come dicevo abbiamo dei sistemi sicuri per murature portanti armate, quindi la sicurezza sismica in generale e soprattutto appunto il TRIS che ci contraddistingue proprio perché è un nostro brevetto, è un nostro sistema costruttivo che si è sviluppato sia sul fronte del tamponamento magari di un telaio in cemento armato o in acciaio, sia per strutture portanti, però sempre con questo unico pacchetto. Tutti questi materiali ovviamente sono CAM, sono certificati CAM. Il cappotto laterizio non è altro che una doppia parete che nasce come un unico blocco monostrato, quindi ha un'unica posa, un unico fornitore, dove però il cappotto in questo caso, quindi l'isolante, è protetto da una tramezze laterizio.
tramezza e blocco interno che sono ancorati da 2 ancoraggi per blocco meccanici e meccanico-chimico, e quindi ogni blocco resiste a trazione fino a 1500 Newton a blocco, quindi figuriamoci per 16 o per 20 a seconda del sistema, per 20 pezzi a metro quadro, insomma, raggiungiamo delle resistenze a trazione decisamente importanti. La peculiarità di questo blocco è appunto, oltre al blocco interno che può essere tamponamento portante come dicevo, oltre all'isolante che è battentato su tutti e 4 i lati, è la tramezza esterna. Nella sua banalità è sicuramente l'innovazione, quindi di avere un unico blocco legato però alla tradizione, perché poi le doppie pareti si fanno già da anni. Ecco, il laterizio davanti all'isolante non solo è una barriera, è una protezione dagli urti, dagli agenti esterni, ma è anche un piccolo volano termico che va a proteggere il pacchetto parete da dilatazioni termiche piuttosto che da intemperie e quindi dall'usura, e garantisce ovviamente durabilità nel tempo. E tutto il sistema, quindi tutto il sistema tris è corredato di pezzi speciali, dall'angolo, copricordolo, mezzoblocco, insomma, tutte le casistiche che si possono sviluppare nell'edificio hanno una risoluzione all'interno del sistema. È sicuramente il prodotto monoblocco in laterizio, è l'unico sistema monostrato in laterizio che mi permette di avere un taglio termico continuo, proprio perché in qualsiasi direzione del blocco l'isolante è battentato e più alto ovviamente del blocco per permettere il giunto di malta orizzontale con della malta normalissima, non serve malta termica, però io in qualsiasi direzione poggio il blocco ho sempre il contatto dell'isolante con l'isolante sottostante. L'isolante è un neoprografitato con lambda 031 della BASF e appunto, insomma, questo blocco qui arrivando già in un unico pacchetto, quindi già assemblato in cantiere, non bisogna fare altro che posare un unico blocco per avere una parete a doppio strato protetta su entrambi i lati. È un sistema che ha un taglio termico continuo, quindi dal punto di vista dell'isolamento invernale è predominante rispetto ad altri sistemi monostrato in laterizio, ma è anche un'ottima soluzione dal punto di vista dell'isolamento estivo, proprio perché avendo laterizio interno ed esterno abbiamo un'elevata massa inerziale e quindi un elevato sfasamento. Abbiamo entrambe le soluzioni che ci permettono, quindi portante, antisismico e tamponamento, che ci permettono di arrivare a delle trasmittanze molto molto basse, parliamo di 0,15 per il portante e 0,14 per il tamponamento, e in questo caso riusciamo agevolmente a raggiungere certe classificazioni energetiche. Basti pensare che per le zone climatiche in cui ci troviamo noi, al 50% sono zone climatiche E, vuol dire che dobbiamo rispettare lo 0,26 o 0,23 di trasmittanza a seconda dell'ambito in cui ci caliamo, quindi se nuova realizzazione piuttosto che demolizione e costruzione con super bonus, insomma raggiungere 0,14 o 0,16 ci fa stare tranquillamente al di sotto e anzi ci garantisce un margine di sforo per altri sistemi, quindi impianto piuttosto che coperture, infissi, eccetera. Vediamo alcune foto di cantiere velocemente. Dalla preparazione di pose, che poi in realtà è un particolare costruttivo, è un dettaglio che possiamo pensare e ragionare direttamente con il nostro team di tecnici, alla posa dove appunto vediamo l'isolante che va in battuta e tocca sempre nell'isolante sottostante, e ovviamente c'è il centimetro di malta per garantire appunto l'ingranaggio di un corso con l'altro. Lo slittamento appunto in verticale dove appunto non va malta e quindi essendo incastro è molto agevolata la posa in cantiere. Un muro portante dove internamente possiamo avere o il mezzo blocco che copre tutto il foro che si viene a creare, oppure lo spazio per inserire anche armature all'interno della muratura portante e quindi andare a considerare anche resistenze a trazione e a taglio dovuto proprio all'armatura all'interno della muratura portante. E se invece trattiamo un tamponamento sempre con tris in corrispondenza di un telaio e quindi in questo caso di un pilastro di cemento armato, vediamo la continuità dell'isolante lungo tutto il paramento. In corrispondenza invece delle aperture abbiamo diverse soluzioni sia per un
monoblocco, magari un'apertura con monoblocco, quindi serve una superficie liscia, piuttosto che una spalletta creata direttamente con i nostri pezzi speciali, dove appunto andare ad ancorare il controtelaio. In sommità invece, con la combinazione di architravi girate a taglio sulla tramezza esterna che è da 8 e l'isolante che ovviamente, essendo modulabile, gli spessori che compongono il tris ci permettono di avere diversi tipi di spessore, e in questo caso abbiamo appunto un architrave che può poggiare sempre sulla tramezza esterna da 8 cm, un isolante che in questo caso sarà modulabile a seconda che sia 6, 8, 10 o 12 cm del tris, e il riempimento del restante spessore interno del blocco tris, che anche questo può essere modulabile in diversi spessori e quindi a seconda delle esigenze che abbiamo in cantiere. Altre foto relative magari alla possibilità di inserire armatura all'interno del tris, all'armatura in corrispondenza del pilastro, e quindi per la verifica, per verificare il ribaltamento della parete, la possibilità di tagliare proprio perché le linguette che collegano i due blocchi sono decentrate sia in larghezza che in altezza, quindi se io vado a tagliare a metà o longitudinalmente il blocco, rimango sempre due metà che rimangono collegate. In sommità possiamo utilizzare i copricordoli anche per il getto del solaio o di un eventuale cordolo, quindi noi andiamo a disporre, una volta che arriviamo in quota col blocco tris, andiamo a disporre tutti i copricordoli che fungeranno da cassa da perdere. Una volta disposto tutto il solaio, l'armatura eccetera, andiamo poi a gettare. Non siamo, quello che ci tengo a precisare è che non siamo solo produttori, ma anzi T2D da qualche anno a questa parte ha intrapreso un percorso netto dove sta investendo tantissimo sul servizio di assistenza in fase di progettazione, in fase di realizzazione. Ha un team di tecnici che copre tutto il territorio, quindi in ogni zona abbiamo delle persone qualificate e competenti che possono dare appunto servizio al progettista ma anche all'impresa, e in questo caso poi abbiamo una forte assistenza, una forte predominanza del consorzio Porton che può garantirci certificazioni, calcoli particolari, insomma siamo strutturati in modo tale da avere una risposta per ogni casistica. Dal calcolo termico della parete, quindi cercare di capire quale malta, quale intonaco, oppure come comporre il pacchetto parete per soddisfare tutti i requisiti che dobbiamo rispettare a seconda del progetto, a seconda del caso studio. La risoluzione dei nodi costruttivi, quindi noi stiamo diciamo rimpolpando l'area tecnica del sito, che ad oggi è fornitissimo, ma stiamo inserendo anche dettagli costruttivi in AutoCAD e usciremo a breve con i nostri prodotti BIM, in modo tale da avere appunto una casistica di documentazione scaricabile gratuitamente, anche per agevolare il tecnico che diciamo si specializza in certi settori. Fino al conteggio mero e crudo dei pezzi, in modo tale da avere un preventivo il più preciso possibile e che mi permetta appunto di avere una valutazione di base iniziale pressoché definitiva di quanto materiale e quanto può incidere l'eventuale gamma di corredo del sistema scelto. E appunto sul sito, su ogni blocco, noi abbiamo qualsiasi tipo di certificazione, una cosa che magari non tutte le nostre, diciamo, consorziato, le nostre colleghe hanno, e sono cartiglie CE DOP, cioè sono gli unici documenti che hanno validità legale. Ecco, noi per maggiore trasparenza la pubblichiamo anche sul sito in modo tale che sia scaricabile e accessibile da tutti. Oltre a questo abbiamo appunto DVG di prodotto di ogni tipologia, di ogni nostro specialties, ed eventualmente abbiamo analisi prezzi, abbiamo particolari costruttivi dettagliati di ogni sistema che ci possono appunto, ci può chiedere chiunque, quindi se avete un caso studio, dovete compilare dei computi metrici estimativi, potete chiamare, insomma potete fare affidamento sul nostro servizio, sul nostro ufficio tecnico, che può sicuramente garantire la fornitura di questo materiale. E quindi appunto quello che ci teniamo a far trasparire con questi incontri oggi è che sicuramente noi abbiamo la più vasta gamma di prodotti per qualsiasi esigenza, ma soprattutto abbiamo la possibilità di dare delle risposte ai quesiti, quindi prima ancora di arrivare
a scegliere la tipologia di prodotto, possiamo dare risposte sia in fase di impostazione del progetto, sia in fase di impostazione del cantiere. Ecco, questo è quello a cui ci tengo a ribadire. Perfetto, Andrea. Senti, una constatazione e una curiosità. Allora, logicamente negli ultimi anni il mercato che un po' l'ha fatta da padrone è quello della riqualificazione e nell'ultimo anno, diciamo, anche spinto in maniera molto importante da quello che è il super bonus, che però comprende anche la possibilità di andare a demolire e ricostruire, possibilità che molte volte a conti fatti risulta essere anche più conveniente rispetto a riqualificare un immobile, oppure può essere anche, diciamo, migliore perché consente anche di andare a ragionare qualcosa di diverso su quello che è il comportamento al rischio sismico, no? Noi sappiamo che specialmente in alcune zone d'Italia questo fenomeno impatta in maniera importante sugli edifici. Mi interessa capire se voi avete delle soluzioni che possono anche andare ad essere utili, utilizzabili in zone dove il rischio sismico è abbastanza elevato. Sì, allora, oltre in certe zone, diciamo, all'elevato rischio sismico, oltre ad avere questo sistema, quindi già il sistema TRIS combinato con telaio in cemento armato oppure muratura portante, già raggiunge la possibilità di realizzare edifici di questo tipo, quindi demolizioni e costruzioni in qualsiasi zona d'Italia. E tra l'altro non mi sono scordato la possibilità con il TRIS di scorporare le spese, diciamo, rende il prodotto ancora più accattivante perché io posso andare a scindere il costo totale del sistema in sisma bonus ed eco bonus. E in zona ad elevata sismicità, a dire la verità, abbiamo sviluppato anche sistemi apposta. Parlo del muratura armata, dove abbiamo fatto successivamente al terremoto del 2016 nel centro Italia uno studio su 120 edifici, ovviamente su edifici di nuova realizzazione e quindi distribuiti su tre tipologie macro, quindi telaio in cemento armato, muratura portante e muratura portante armata. Tutti, quindi il 100% hanno avuto la salvaguardia della vita umana, ma solo la muratura armata ha avuto lo 0% di danni rilevanti. Questo vuol dire che tutti i sistemi che noi andiamo a realizzare oggi permettono la salvaguardia della vita, ma io penso che garantire, comunque dare delle elevate percentuali a chi tira fuori i soldi per realizzare casa propria, dove di solito si investono tutti i nostri risparmi, garantirgli che anche in caso di sisma il sistema lavora bene e non avrà conseguenze anche dal punto di vista del reinvestire denaro sull'edificio, penso sia una chiave sicuramente spendibile nei confronti del committente. Di conseguenza noi abbiamo sviluppato principalmente due sistemi di muratura armata. Il primo è la muratura armata 2.0, che è un nostro brevetto, che oltre a rispettare i requisiti minimi normativi, quindi elevate resistenze meccaniche piuttosto che la trasmittanza inferiore allo 0,26, ci permette tramite i blocchi Cassero di andare a realizzare un pilastrino dentellato. Questo perché? Perché generalmente la muratura armata ha dei pilastrini su dei parallelepipedi, quindi dei pilastrini ridotti, circa 8 cm per 8 cm, con all'interno dei F16. In questo caso invece noi abbiamo la possibilità, tramite appunto questi blocchi Cassero, di realizzare un pilastrino dentellato che lavora anche come un ingranaggio, e quindi noi abbiamo la possibilità di inserire o nel pilastrino piccolo un F16 o nel pilastrino grande e convogliare un maggior numero di armatura verticale, e questo appunto ci permette di realizzare o l'uno o l'altro pilastrino che resistono appunto anche per ingranaggio, non solo per coesione. E abbiamo la possibilità ovviamente anche di alternare questo sistema sia dal pilastrino 20x30 cm sia al pilastrino di circa 8x20 cm. Qui vediamo appunto alcune immagini di come verrebbe fuori il sistema. Ovviamente orizzontalmente ci sono armature di diametro F8 o F6 a seconda delle dimensioni. Qui vediamo alcune foto di cantieri, di appunto un sistema che ci permette di non andare a convogliare un numero elevato di armature all'interno di pilastri, ma anche nodi, cioè con le normative attuali i nodi dei telai in cemento armato sono una selva di ferri, mentre in questo caso noi andiamo a distribuire pressoché omogeneamente lungo la pianta
le armature e quindi andiamo ad apportare resistenza a taglio e a trazione a un edificio in muratura che di base ha pressoché solo resistenza a compressione. Oltre allo spessore 45 della muratura armata 2.0 abbiamo anche ogni altro spessore sempre in muratura armata, 25, 30, 35, 39, che ovviamente non hanno grosse caratteristiche termiche. Sicuramente più interessante è lo spessore 45 che può rimanere monostrato senza cappotto, anche questo spessore 45, elevata resistenza meccanica e bassa trasmettanza. Anche questo ancora più facile nella concezione dell'edificio, ovviamente solo per muratura armata, ma ci permette appunto di avere dei F16, insomma delle armature verticali ad un passo molto ridotto, anche più ridotto rispetto alla muratura armata 2.0. Vediamo alcuni dettagli costruttivi, ma tutti questi dettagli possono essere elaborati o verificati sul caso studio a seconda delle richieste che poi arrivano. Anche qui, mi raccomando, importante sicuramente il servizio che può dare T2D dallo studio di fattibilità alla determinazione dei parametri meccanici, quindi una volta che entriamo nel merito del progetto riusciamo a capire subito che tipo di malto utilizzare piuttosto che valore andare a inserire all'interno di software dove magari non è neanche prevista una suite dedicata al muratura armata, quindi anche assistenza ai progettisti che possono trovarsi di fronte a un sistema che non hanno mai progettato. Ecco, nel nostro caso possiamo dare questo tipo di servizio ed eventualmente realizzare anche il calcolo strutturale. Verifica dei ponti termici, quindi a seconda dei nodi costruttivi verificare se la presenza di un certo tipo di isolante, di un certo spessore, con magari davanti un laterizio di protezione, può verificare e quindi può essere utilizzato in un certo modo. Il calcolo preliminare delle armature, quindi sempre dal progetto riuscire a capire che incidenza può avere l'armatura e come disporla all'interno della pianta, anche per ottimizzare appunto la distribuzione e non metterla, diciamo, in modo randomica all'interno del setto e quindi andare a metterla a distanza equidistante da tutte le altre, ma andando appunto ad ottimizzare la distribuzione di queste armature. La soluzione di particolari costruttivi, schemi di montaggio, come dicevo, sul caso specifico, assistenza in cantiere per l'esecuzione delle regole d'arte, quindi noi il primo giorno che cominceranno a murare questo sistema che magari non sono abituati a realizzare, ci presentiamo sia al tecnico che insomma chi può dare una mano per la comprensione di questo sistema sarà presente in cantiere per la corretta posa a regola d'arte del nostro sistema. Lascio comunque molto velocemente il contatto telefonico e l'indirizzo email dove appunto potete rivolgerci qualsiasi tipo di dubbio, di curiosità o richiesta di informazione. Abbiamo il sito comunque a disposizione per qualsiasi diciamo, ricerca di documentazione e certificazione e in ogni caso mi rendo disponibile per qualsiasi domanda. Ecco, l'invito sicuramente è ad utilizzare anche questo supporto perché effettivamente su un sistema tradizionale che però ha saputo innovarsi è comunque una novità. Io ti ringrazio Andrea, le domande che saranno arrivate te le gireremo ovviamente successivamente, mentre vedo che è già qui arrivato vicino a noi, però non è ancora il tuo turno Paolo, abbiamo prima un altro ospite, quindi ti devo momentaneamente salutare, eccolo qua. Dicevo, l'invito è non solo ad utilizzare questi servizi che hai messo a disposizione, ma anche ovviamente a venire a vedere i nostri prossimi appuntamenti in cui sarete protagonisti, in cui questi sistemi li vedremo maggiormente presentati ovviamente nel dettaglio. Quindi l'invito è proprio che non sbaglio dal mese prossimo sarete nel nostro palinsesto di attività con i vostri appuntamenti. Velocissimamente, scusami, puoi ripetere le misure del blocco TRIS? Domanda che ci hanno fatto e che ho letto tra quelle che sono arrivate. Volentieri, purtroppo sono dovuto andare velocissimo, comunque gli spessori esterni, lo spessore esterno della 3 metri è sempre da 8 cm, l'isolante è da 6, 8, 10 o 12 cm e il blocco interno ovviamente a seconda di che spessore si vuole raggiungere, quindi da 16, 21, 26, 31, insomma, a seconda delle esigenze. E vi ricordo che T2D a proposito di palinsesto nel 2022 farà fino a 20 webinar proprio su Edicom, quindi
l'occasione per presentarci e per rivedere questi sistemi ci sarà, sia con rilascio di crediti, sia diciamo a iscrizione libera, quindi vi aspettiamo insomma. Ovviamente vi aspettiamo anche noi, giustamente. Grazie, grazie Andrea.